Io sono entrato in Lega Veneta 23 anni fa ed ero entrato proprio per l'indipendenza del Veneto. Poi ovviamente sono rimasto lì, Lega Veneta e Lega Nord, si sperava che la Lega Nord potesse dare dei risultati, sappiamo tutti come è andata a finire, per cui ritornare a un discorso di indipendenza per me è ritornare alle origini. Una posizione chiara e netta a favore dell'indipendenza del Veneto da parte del consigliere regionale Giovanni Furlanetto, accompagnata dalla fin troppo esplicita constatazione del fallimento delle politiche della Lega. Le sue dichiarazioni a Focus stanno scatenando un putiferio all'interno del partito, sollevando il velo sul conflitto che serpeggia nel Carroccio. Tra i leghisti c'è chi non vuol più sentir parlare né di federalismo né di macroregione e in aperto contrasto con la linea ufficiale vorrebbe un Veneto indipendente da Roma ma anche da Milano. Ovviamente non siamo tutti di questa idea, nel senso che un anno fa io ho fatto un progetto di legge per questa cosa qui ed è ancora fermo. Io sono della Lega Nord, nel mio gruppo c'è il mio progetto di legge e non è mai stato presentato. Una presa di posizione definitiva da parte di tutti i consiglieri della Lega dovrà necessariamente emergere nel corso della seduta straordinaria che si svolgerà a Palazzo Ferrofini. All'ordine del giorno l'indipendenza del Veneto, ma anche l'autonomia e il neocentralismo romano che ha suscitato l'insofferenza dei consiglieri normalmente più affezionati all'unità nazionale, come il presidente dell'Assemblea Clodovaldo Ruffatto. Il governo si sta riappropriando di deleghe e di funzioni che erano state demandate alle regioni. Credo che sicuramente dobbiamo reagire, questa convocazione richiesta dai consiglieri è un momento opportuno per valutare e per sicuramente ridiscutere certi assetti.